tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del Ci è mancato un Batman napoletano. Questo video sarà un poco breve perché essendo che cioè questo qui è il video dei pronostici della serie, sarà un pochino breve perché Bologna, Inter, Napoli, Milan e altre non giocheranno. Quindi più o meno sono 6 squadre su 10 a giocare la 16ª giornata di Serie A. E quindi per vedere queste 4 squadre che vi ho appena citato bisogna aspettare la 17ª. Che poi non so se poi questa partita verrà recuperata in seguito, penso a gennaio, a febbraio, non lo so. Però vabbè, magari poi se mi arrivano aggiornamenti ve lo dirò. Vabbè, questi pronostici riguardano Lazio Cremonese, Juve Roma, Cagliari Pisa, Sassuolo Torino, Fiorentina Udinese e Genoa Atalanta. Poi non lo so se il Fanta Batman lo riuscirò a fare per via della parecchia, tra virgolette, di squadre dove il Fanta Batman, diciamo dove il Fanta Batman prende la maggior parte dei giocatori. Però vabbè, allora partiamo con Lazio Cremonese 2. Secondo me la Cremonese andrà a segnare con Van de Putte, l'unico gol della partita, finirà per 0-1. Secondo me una partita difficile dal lato della Lazio perché c'è una Cremonese che sta facendo benissimo. Juve Roma, big match di giornata, big match della 16ª di Serie A. Poi 16ª di Serie A e finirà X0-0. Poi non mi ricordo se ve l'ho detto all'inizio, non me lo ricordo, forse no, vabbè. In pratica vi farò il pronostico anche delle partite di Supercoppa. Vabbè, allora, Cagliari-Pisa, 1 secco, 1-0, Borrelli, segna il Pisa con Borrelli, cioè il Cagliari con Borrelli, scusate. Sassuolo-Torino, 1, 2-0 Sassuolo, Laurenti, doppietta di Laurenti. Fiorentina-Udinese, 2, 1-0, 0-1, scusate, segna Kevin Camp. Genoa-Atalanta, X, 1-1, segna Scamacca dal lato dell'Atalanta e scusate, del Cuban dal lato del Genoa. Poi ora passiamo al pronostico delle partite di Supercoppa. Poi ovviamente ci sarà un contenuto dedicato solo per il pre-partita che uscirà penso o domani o giovedì, non lo so, per il pre-partita di Napoli Milan che si giocherà a Riyadh. Vabbè. Allora, Napoli-Milan secondo me finirà per 1-0 per il Napoli, quindi 1, anche se si gioca a Riyadh ma non in casa, vabbè, praticamente vince il Napoli per 1-0 e segnerà per il Napoli Rasmus Højlund. Poi Bologna, Inter o Inter Bologna, non ricordo ora. Secondo me finisce 1-0 per il Bologna, quindi 1-1, e per il Bologna segna, sarò scontato, Riccardo Orsolini. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao.